Il nodo ferroviario di Trieste, così come appare oggi, è il risultato di una serie di trasformazioni storiche iniziate nel 1857 con l'arrivo della ferrovia meridionale, la Südbahn da Vienna, la linea costruita dall'ingegner Carlo Ghega. Poi nel 1878 venne modificata la stazione di Trieste. Nel 1887 ecco le ferrovie statali austriache con una serie di linee, la linea della Varosandra, che poi è stata chiusa nel 1959, e le linee portuali di San Sappa, nonché la linea delle rive. Nel 1906 ecco la grande relazione transalpina dell'ingegner Karl Wurm dalla Boemia con la ferrovia di Woheim o di Bochum e le due stazioni di Officina e la nuova stazione di Trieste Sant'Andrea, divenuta nel 1923 Trieste Campomarzio. Questa è la rete del 1918 con l'arrivo delle ferrovie dello Stato italiane. Le novità successive furono l'elettrificazione di alcune linee nel 1937, la linea Trieste Campomarzio Officina e la linea Trieste Centrale Cervignano e Villa Aurisina Officina Postumia, poi le modifiche della stazione di Officina. Nel 1950 ecco la nuova linea alta di Aquilinea e poi nel 1960-63 la modifica del nodo di Officina. Infine, negli anni 81-82 l'attivazione della nuova circonvallazione. Questo perciò è l'attuale nodo ferroviario di Trieste, che ora andremo a visitare. Per la sua evoluzione storica si vede in proposito l'altra cassetta, con le varie fasi delle trasformazioni. Il nostro viaggio sul nodo di Trieste comincia dalla stazione di Trieste Centrale. L'attuale stazione di Trieste Centrale risale al 1878, la prima stazione del 1857, 10 metri più alta, che si trovava circa dove oggi è la fine del marciapiede del primo e del terzo binario, è stata poi demolita e sostituita dall'attuale. Ora percorriamo la linea meridionale, la Südbahn di Carlo Ghega. Da Trieste Centrale saliamo lungo la costiera passando per Miramare, Grignano, Santa Croce fino al bivio di Aurisina, poi sul Carso attraverso Aurisina e Prosecco arriviamo alla nuova stazione di Villa Officina, mentre la vecchia stazione della ferrovia meridionale era Officina Campagna. L'attuale stazione di Trieste Centrale, chilometro 577,201 da Vienna Sud, ed attuale chilometro zero della linea Trieste Centrale Villa Officina, modifica fatta dalle FS negli anni 20 della linea quella volta Trieste Centrale Postumia. Questa stazione è in funzione dal 19 giugno del 1878. La stazione di Trieste Centrale è comandata dalla cabina Acei. Vediamo qui il quadro di comando. La stazione sulla destra. Sopra abbiamo il deposito locomotive e sotto la stazione merci dello scalo. E poi sulla sinistra del quadro abbiamo il controllo del triangolo ferroviario degli scambi estremi di Barcola, Gretta e Roiano, innesto della linea di circonvallazione.
Siamo pronti ora ad iniziare il nostro viaggio ed ecco il dirigente movimento che prepara l'itinerario di partenza, rappresentato sul quadro luminoso dalla striscia bianca, con la quale si bloccano gli scambi, si verifica la libertà della via e si dispongono a via libera i segnali. Trainato dalla locomotiva E652-004, l'espresso 243 Drava è pronto a partire per Villa Officina e Budapest. Il segnale di partenza si è disposto a via libera e questo è il primo segnale di partenza di Trieste Centrale. Ordine di partenza: il treno si avvia. Il segnale è posto a destra del binario e perciò la vela quadrata. Sotto vi è il triangolo che indica velocità 30 fino agli scambi estremi. Il segnale è accoppiato e fa da avviso al prossimo segnale di partenza. Verde, quindi via libera, con avviso di via libera. Il treno prende velocità 30 km/h. Davanti a noi vediamo la cabina acciei. Dietro il deposito locomotive. Si percorrono ora le deviate per raggiungere il binario di corsa. Siamo ora sul binario di corsa, mentre a sinistra vi è la stazione merci dello Scalo. Ed ora le tavole di orientamento con le righe inclinate ci annunciano il secondo segnale di partenza di Trieste Centrale. Questo segnale, oltre a proteggere l'uscita dalla stazione dello Scalo, serve anche ad indicare la deviazione sul successivo bivio, lo scambio estremo di Gretta, che ci porta anche verso la circonvallazione. Ecco il segnale con la luce verde via libera con avviso di via libera e sotto l'indicatore di direzione con il numero 1 ci dà la direzione di Bivio Auresina. Vediamo sulla sinistra ora le deviate d'uscita dallo Scalo e poi, mentre la velocità può salire a 75, si passa sopra il viale Miramare con il ponte di 30 metri. Subito dopo gli scambi estremi Gretta con la linea che si allontana verso la circonvallazione. Ora le tavole di orientamento ci annunciano il terzo segnale di partenza di Trieste Centrale, mentre sopra vediamo il faro. Ecco il segnale che finalmente è il vero segnale di partenza. Verde via libera con avviso di via libera sul prossimo segnale di blocco. Il triangolo della circonvallazione si chiude ora agli scambi estremi Barcola. Ecco i portali d'uscita della stazione e poi la galleria di Barcola di 75 metri. Segue il grande viadotto di Barcola di 190 metri. Siamo qui in salita dell'11 per 1000. Ora le tavole di orientamento ci annunciano il segnale del blocco automatico 37. I posti di blocco sono qui contati da Mestre, mentre il chilometraggio è allo 0 di Trieste verso Officina. Il segnale verde via libera con avviso di via libera. Poi si passa il viadotto sul fosso Giuliani
di 54,99 metri. Segue il viadotto sul fosso Starz di 52,85 metri. Ed ora la velocità di linea sale a 90. Le tavole di orientamento ci annunciano il blocco automatico 36, verde via libera con avviso di via libera. Subito dopo il viadotto sulla campagna Conti di 67,50 metri. Ci stiamo ora avvicinando ad un punto un tempo molto franoso sulla destra. Il problema è stato poi risolto con una costruzione di grandi muraglioni. Ecco ora le tavole di orientamento con riga gialla centrale. Il segnale verde via libera con avviso di via libera, posto di blocco automatico 35, fa anche da avviso ma non ad un altro blocco automatico, bensì ad una stazione. Dopo il viadotto sul fosso Lukavitz di 45,60 metri, ecco la fermata di Miramare, costruita ai tempi della costruzione del castello di Miramare per l'arciduca Massimiliano, poi imperatore del Messico. Altre tavole di orientamento, viadotto sul fosso Mascovin di 45,60 metri e poi il segnale di protezione verde via libera con avviso di via libera della stazione di Grignano. Subito dopo il viadotto sul fosso Grignano di 42,50 metri. Si transita ora per la stazione di Grignano, chilometro 8264 dell'attuale linea, 563,948 della linea Vienna-Trieste. La stazione è in fase di rinnovamento, vi sono anche dei nuovi segnali annullati con la croce, mentre ora il segnale di partenza verde ci dà via libera con avviso di via libera e poi riprende la salita all'11 per 1000. Poi ecco il viadotto sul fosso Draga di 37,75 metri. Abbiamo qui ora una serie di curve con il raggio più stretto di tutto il percorso. Un casello nel tipico stile della ferrovia Sidvan. Ora le tavole di orientamento ci annunciano il blocco automatico 33, verde via libera con avviso di via libera. Ci avviciniamo all'antica fermata di Santa Croce. Il fabbricato è posto più in alto sulla destra. Un tempo la fermata era anche posto di blocco. Poco prima della fermata abbiamo il viadotto di Santa Croce, lungo 19 metri.
Ecco il viadotto e poi la fermata. Alla fine del marciapiede la tabella di fine fermata. Nuovamente tavole di orientamento con la riga gialla centrale, un segnale di blocco accoppiato con avviso di stazione, il blocco automatico 32, giallo-verde lampeggiante, via libera con avviso di via libera a 60 km/h. Il nuovo sovrapassaggio che ha soppresso il vecchio passaggio a livello del chilometro 12. Il treno ora riduce la velocità a 60 km/h. Qui ai tempi della costruzione della ferrovia meridionale si trovò l'acqua dei filtri di Aurisina, che poi divenne l'acquedotto di Trieste. Possiamo ora vedere sulla destra la porta di un'antica centrale di pompaggio, oggi abbandonata. Si avvicina ora il segnale di protezione del bivio di Aurisina, segnale di vecchio tipo a candelliere. Dopo le tavole di orientamento. La luce alta rossa ci dà il tracciato corretto, la luce bassa a destra la deviata a 60. Verde via libera con il rosso alto, quindi via libera in deviazione a 60 verso destra. Il triangolo di Aurisina ci porta ora all'antico bivio tunnel, oggi bivio galleria, chilometro 13 più 076 e della Vienna Trieste 563 più 496. Qui si diramò nel 1859 la linea verso Cormons che vediamo davanti a noi con il tunnel di bivio Aurisina. Noi percorriamo ora a 60 la vecchia linea meridionale. La velocità di 60 è guidata da queste deviate. Alla fine di questo trincerone il bivio viadotto 14 più 320 antico 562 più 899. Subito dopo il bivio viadotto inizia il grande viadotto di Aurisina, mentre le tavole di orientamento con le righe orizzontali ci annunciano il segnale di avviso di Aurisina. Il segnale verde ci dà avviso di via libera. Siamo ora sul grande viadotto di Aurisina, l'antico viadotto di Nabresina, mentre la velocità può risalire ad 80. Il viadotto è lungo 417 metri ed è stato inaugurato dall'arciduca Massimiliano d'Asburgo, il costruttore del castello di Miramare e poi sfortunato imperatore del Messico. In fondo al viadotto si vede il segnale di protezione di Aurisina, che con la luce verde ci dà via libera con avviso di via libera per il transito. Siamo sempre in salita dell'11 per 1000, ecco le tavole di orientamento e poi il segnale verde. Entrando in stazione di Aurisina vediamo ora a sinistra e a destra i tronchini di protezione per eventuali fughe di carri da officina. La posizione normale di questi deviatoi è sempre per il tronchino. Quando transita un treno come adesso, il deviatoio si dispone in posizione rovescia, anche se in realtà questa è la posizione di corretto tracciato. Ed ecco il piazzale dell'antica stazione di Nabresina, poi Aurisina, il monumentale fabbricato che un tempo aveva davanti la tettoia metallica. Un tempo questa era la stazione delle coincidenze, verso la linea di Cormons, oggi invece è decaduta a semplice stazione di periferia. Il segnale di partenza ora ci dà via libera con la luce verde, finisce qua il blocco automatico ed inizia il blocco elettrico manuale. Il passaggio a livello
all'uscita della stazione e le ultime deviate, mentre riprende la salita all'11 per 1000. La stazione di Nabresina aveva la progressiva 560 più 804 da Vienna, mentre oggi è 16 più 417. La linea ora sale serpeggiando nel Carso. La linea ora qui si accosta all'autostrada. Fino all'inizio degli anni 60 vi era un posto di blocco intermedio fra Aurisina e Prosecco, il PB3, che serviva anche a manovrare un passaggio a livello. Poi venne soppresso il passaggio a livello e anche il posto di blocco, sostanzialmente inutile per l'attuale traffico. Ecco davanti a noi il rudere dell'antico posto di blocco numero 3, che come si può vedere non si trovava esattamente a metà fra le due stazioni, ma a 2/3 del percorso. Si passa sotto il ponte della strada di Sgonico. Ed ecco ora le tavole di orientamento del segnale d'avviso di Prosecco. Il segnale con la luce verde ci avvisa via libera.
Ed ora il segnale di protezione dopo le tavole di orientamento, luce verde, via libera con avviso di via libera, e si transita per la stazione di Prosecco. Chilometro 553 più 087 Sidban, attuale 24 più 143. Stazione importante fino alla metà degli anni 80 come scalo merci di smistamento per il bestiame. Ed oggi invece è decaduta, è ridotta praticamente a quasi ad un semplice posto di blocco. Vediamo sulla destra il fabbricato. Prosecco non faceva servizio viaggiatori, era quindi una stazione solo merci. Ora il segnale di partenza verde ci dà via libera. Ed ora la velocità può salire a 100. Ci stiamo avvicinando all'attuale chilometro 26, chilometro 551 da Vienna, dove la linea è stata deviata nel 1963. Si passa ora sopra la strada di Borgo Grotta Gigante. Il treno intanto aumenta la velocità a 100 km l'ora. Ed ecco all'inizio di questa curva la deviazione del 1963. Davanti a noi dritta procedeva la linea verso la vecchia stazione di Opicina. Le tavole di orientamento ci annunciano il segnale di avviso. Luce gialla-verde, avviso di velocità 30. Per questo nuovo percorso, più tortuoso, la pendenza è aumentata al 14 per 1000. La deviazione della ferrovia venne attivata nel 1963 per unificare le stazioni di Opicina, della linea meridionale e della linea di Woheim transalpina nell'attuale stazione. Siamo ora nel trincerone fra le case di Opicina. Ed ecco le tavole di orientamento del segnale di protezione di Villa Opicina. Rosso su giallo, velocità 30 e avviso di via impedita. Vediamo ora sulla destra in alto la ferrovia di Woheim o di Bochum, parte finale della Transalpina, che proviene da Trieste Campo Marzio. Le due linee così ora si congiungono qui, nella nuova stazione di Villa Opicina. Il nostro treno, come indicato dal segnale, entra a 30 km l'ora in stazione di Villa Opicina per percorrere ora le deviate che lo portano sul primo binario, dove si ferma per il controllo doganale di frontiera e dove la locomotiva viene staccata e viene sostituita dalla locomotiva slovena. Vediamo ora sulla destra gli antichi edifici della stazione di Opicina della ferrovia di Woheim.
Ed ecco ora sulla destra la vecchia stazione di Villa Opicina, oggi divenuta sede della delegazione slovena, e poi la nuova stazione del 1963, alla progressiva 28+528 da Trieste Centrale. L'Espresso 243 termina così il proprio viaggio fra Trieste Centrale e Villa Opicina. La locomotiva viene sganciata dal treno ed ora inizia un movimento di manovra. Ecco un segnale basso con le due luci bianche verticali che ci dà la via libera. Ovviamente per il movimento di manovra il segnale di partenza è rosso. Abbiamo qui un unico segnale per il primo e per il secondo binario. Vediamo ora nel tronchino la locomotiva slovena di costruzione Breda della serie 342, pronta per attestarsi all'Espresso Drava. Ed ecco nuovamente gli attuali binari di corsa della ferrovia del sud, della ferrovia detta anche dell'Arciduca Giovanni verso Vienna, mentre vediamo davanti a noi allontanarsi verso sinistra la linea di Wochein-Boching nella relazione transalpina verso Monruppino, Nova Gorica e Jesenice. Si cambia ora il banco. Cambio di banco della motrice. Il segnale basso ci dà fermata, due luci bianche orizzontali, poi passa a via libera, due luci bianche verticali. Sempre in movimento di manovra, la nostra locomotiva si porta ora sul secondo binario della stazione di Villa Opicina. E questo è l'attuale binario di corsa della ferrovia di Wochein-Boching verso Campo Marzio. Ed ecco la nuova stazione di Villa Opicina del 1963 con la motrice slovena in testa all'Espresso Drava 243, pronto a partire per Lubiana. Poi vediamo sopra la nuova pensilinea spuntare il tetto della vecchia stazione
di Opicina, la stazione della ferrovia di Woheim. Piazzale di Villa Opicina. I due strumenti di blocco che vediamo qui servono per la via libera fra Prosecco e Opicina, ma anche fra Opicina e Sesana. Abbiamo qui infatti un'anomalia unica in Europa, un tratto di linea di un'amministrazione che usa il blocco dell'altra amministrazione. Le ferrovie jugoslave di un tempo non avevano il blocco elettrico manuale e sono passate direttamente dal blocco telefonico al blocco automatico. Poiché però le FS al momento della realizzazione della stazione nel 1963 non volevano una relazione internazionale con il blocco telefonico, si arrivò a questo compromesso. Fra Opicina e Sesana venne montato il blocco elettrico manuale di tipo FS. La linea però è gestita quella volta dalle ferrovie jugoslave ed ora dalle ferrovie slovene. Un caso quindi unico in Europa. Una linea di un'amministrazione ferroviaria dove però la via libera si fa con il blocco di un'altra amministrazione ferroviaria. Visioni del quadro a CEI della stazione di Villa Opicina. La pensilinea della stazione di Villa Opicina con un elettrotreno sloveno della serie 315, la cosiddetta Gomulka, che fino al 1993 raggiungeva anche Trieste centrale. Ora da Villa Opicina, attraverso la rampa sud-carsica della ferrovia di Woheim-Bochum, scendiamo lungo il Ciglione e raggiungiamo la stazione di Trieste Campomarzio Smistamento. Il dirigente a movimento piazzalista dà l'ordine di partenza al treno merci rapido 53467 Villa Opicina Trieste Campomarzio Smistamento. In fondo il segnale di partenza è disposto a via libera verde, con l'indicatore di direzione numero 1, direzione Campomarzio. Il treno si avvia a 30 km l'ora per le deviate. Come si sente dal rumore degli scatti del reostato, la trazione è ora affidata ad una E636. Ecco il segnale di partenza verde con il numero 1. Dovrebbe esserci anche il triangolo sotto per le deviate, ma questo manca. Ora attraversiamo i binari di corsa dell'attuale linea meridionale, dopo la deviazione del 1963, ed ecco ora il binario di corsa della ferrovia di Woheim. Vediamo sulla destra allontanarsi il nuovo tracciato della SITBAN, la ferrovia meridionale. Siamo qui in orizzontale.
Ma ora arriviamo al chilometro 190-654 da Saint-Veit-an-der-Glan, attuale 14,774. Comincia la rampa sud del Carso. Pendenza 27,31 per 1000, la massima dell'intero tracciato, fino all'imbocco della galleria. Una piccola frenatura di prova, è sempre meglio farla in presenza di forti rampe, poi il treno si avvia nuovamente. La massima velocità consentita è 75. Ed ecco il tunnel di Opicina, lungo 1053,55 metri. Qui all'imbocco venne montato nel 1922 un impianto di areazione, che però non ne ha modificato la lunghezza. Ora la pendenza si attenua al 22 per 1000. Il tunnel è prima curvo e poi nella parte centrale rettilineo. Quando si scavò il tunnel, venne trovata una grotta. Per attraversarla si realizzò un ponte attraverso la grotta che poi venne coperto da una volta artificiale. L'accesso alla grotta è tuttora possibile da un'apertura che si trova entrando dall'imbocco nord dopo la 13ª nicchia a sinistra. Tramite questo tunnel facciamo ora il passaggio dall'altipiano carsico al Ciglione. Ed ecco la curva che ci porta allo sbocco sul Ciglione carsico. Un meraviglioso panorama si apriva qui sulla destra per i viaggiatori quando esisteva ancora il servizio viaggiatori, che è stato soppresso nel 1947. Siamo qui alti sopra Barcola. La pendenza ora sale a 23, poi salirà ancora a 25, ben 9 volte al 27,1, mantenendosi sempre su una media di 24. Da questa curva è possibile vedere 275 metri più in basso il viadotto di Barcola della ferrovia meridionale, prima dell'arrivo a Trieste centrale. Si passa ora sotto il cavalcavia della via Bonomea. Poi ecco il grande viadotto Carbonara, sul Rio Carbonara, lungo 108,60 metri. Sulla destra è possibile vedere a solo 3 km in linea d'aria la stazione finale di Campomarzio. Ora si passa sotto il ponte della Scala Santa, la ripida via che unisce Roiano con Opicina. Giriamo sul Ciglione, sopra di noi 100 metri più in alto vi è il tram di Opicina e 50 metri più in basso il paesino di Piscianzi, che in sloveno significa polli, i polli del pollaio, italianizzato poi in Pischianzi. Ed ecco apparire ora il tunnel di Pischianzi. Prima del tunnel vi è il breve ponte di 3 metri sul Rio Roiano. Entriamo ora nel tunnel di Pischianze, che attualmente si chiama tunnel di Piscianci, una brutta italianizzazione, lungo 486,20 metri. Allo sbocco di questo tunnel abbiamo un vero paesaggio da plastico. Una piccola valletta, la valletta del Rio dei Molini,
Appena fuori del tunnel sulla destra il casello 118 e poi il piccolo ponte di 3 metri sul Rio dei Molini e subito l'entrata nel tunnel di Colonia. Il tunnel di Colonia è lungo 696,19 metri. Allo sbocco del tunnel siamo ora nella valletta del Rio Orsenigo. Poi si passa sotto il ponte del Clivio Artemisio, nell'insellatura fra il Ciglione Carsico e il Monte Valerio sulla nostra destra. Siamo ora alti sopra la valle di San Giovanni. Ed ecco la maggior opera d'arte di questo tratto, il viadotto di Guardiella di 165 metri, in pendenza del 23 per 1000. Si continua a scendere lungo il Ciglione al 23 per 1000. Da Trieste sale via Fabio Severo, che poi cambia nome in Alfonso Valerio. La via ci passa sopra con questo sovrapassaggio che sembra un tunnel, ma in realtà è un ponte stradale. I sezionamenti che vediamo ora della linea aerea ci ricordano la stazione di Guardiella. Questa stazione, dotata di 3 binari, è stata chiusa e abbandonata nel 1959. Dopo il ponte sulla via Damiano Chiesa, ecco il punto dove iniziava il piazzale della stazione, con un binario deviato a destra ed uno a sinistra. Il nostro treno ora si ferma alla stazione di Guardiella, chilometro 197 più 804 della ferrovia di Vocain, 7 più 756 odierno. Ecco sulla destra la abbandonata stazione, oggi divenuta abitazione di ferrovieri. Il tratto orizzontale e l'ampiezza del piazzale ci ricordano che qui appunto vi erano i binari della stazione. Il treno merci 53456 con la locomotiva E636-156 fermo a Guardiella. Sull'edificio vi è ancora il nome. Si riparte da Guardiella. Ogni tanto
Qui terminava il piazzale con gli scambi, poi riprende la pendenza al 27,1 per 1000. In fondo ci appare l'imbocco del Vendetunnel Revoltella. Possiamo vedere sul palo a sinistra le tavole di orientamento abbandonate di un segnale d'avviso che si trovava qui un tempo. Si passa poi con un ponte di 4 metri sopra strada per Longera. Vediamo i ruderi davanti a noi dell'impianto di areazione sulla destra, costruito nel 1922. Questo impianto di areazione ha allungato il tunnel da 1269,72 metri a 1280,18. Ecco il nuovo imbocco e poi si vede subito dopo il vecchio imbocco. Ora, dopo un tratto dritto, la galleria comincia a girare come un semicerchio e questo in tedesco il Wendetunnel, la galleria di inversione, mentre invece il Kehrtunnel è la galleria elicoidale. Con la sua lunghezza, il Wendetunnel Revoltella è il terzo in ordine di lunghezza della ferrovia di Wohein-Bochum. Comincia il giro ad U. La pendenza in questo tunnel è del 24 per 1000. Concluso il semicerchio, ecco l'uscita del Wendetunnel Revoltella. Qui un tempo vi era il segnale di protezione della stazione di Rozzol, divenuta poi nel 1923 Rozzol Montebello. La stazione poi è stata declassata a semplice assuntoria per le manovre, ecco qui i portali della trazione elettrica, e nel 1991 è stata chiusa. Ecco qui il punto dove vi erano i primi scambi e poi cominciava il piazzale che per metà era ancora in pendenza. Quando è stato girato il film vi erano ancora i binari deviati, anche se gli scambi erano tagliati. Ed ecco a sinistra l'edificio della stazione di Rozzol Montebello, chilometro 207,85 della ferrovia di Wohein 4775 attuale. Alla fine del piazzale, a destra e a sinistra, i binari di salvamento. Poi, mentre vediamo l'avviso di un rallentamento a 40 km/h, si passa sopra la strada di Catinara con il ponte di 11 metri. In pendenza del 25 per 1000 giriamo ora attorno all'ippodromo. Abbiamo ora il piccolo ponte in ferro su via Destriero di 6 metri e poi il tratto con il rallentamento, con il segnale di inizio del rallentamento.
Siamo qui alti sopra la via Tesa ed ecco l'ultimo tunnel della ferrovia di Wochein-Boching, il 47esimo da Jesenice, il tunnel di San Giacomo. Segnale di fine del rallentamento. Il tunnel di San Giacomo è lungo 403,24 metri. Siamo qui in pendenza del 25 per 1000. Il tunnel prima è dritto e poi all'uscita in curva verso sinistra. E qui ora a sinistra scendeva la linea della Varrosandra, mentre le tavole di orientamento ci annunciano il segnale d'avviso di Campomarzio. La rampa a sinistra è sommersa dalla vegetazione. E poco più avanti, al chilometro 200-739, oggi 2-821, le due linee si affancavano allo stesso livello. Il segnale d'avviso di Campomarzio mostra il giallo, avviso di via impedita. Segue subito una serie di ponti. Il ponte su via dell'Industria di 9,4 metri. Poi il ponte su via Broletto di 10,70 metri. Questi ponti un tempo erano tutti per due binari e oggi sono diventati per un solo binario. Poi c'è il ponte su via San Marco di 13,3 metri e il ponte sulla via d'Alviano, oggi via Alberti, di 15 metri. Un tempo qui non vi erano altri grandi ponti, ma poi venne aperto il viale Campi Elisi all'inizio degli anni 60 ed ecco il ponte su viale Campi Elisi di 37,46 metri. Vediamo a sinistra l'abbandonato binario della Varrosandra. Poi vi è un piccolo ponte praticamente invisibile e questo è l'ultimo ponte della ferrovia di Wochein sull'antica via Navali, che qui è ormai sparita. Il treno frena perché dopo la curva ci aspettiamo il rosso. In questo punto vi era l'ultimo casello, il casello numero 123 della ferrovia di Wochein-Boching. Oggi la superstrada ha invaso la sede ferroviaria dove si trovava il binario di Erpelle. In questo punto, al chilometro 2 attuale, vi era il bivio San Giacomo dal 1942 al 1950 durante i lavori di attivazione della nuova linea alta di Aquilinea. Quando finalmente vediamo il segnale, questo è rosso-giallo, quindi via libera a 30 e avviso di via impedita. Possiamo perciò entrare in stazione. Un tempo qui le due linee entravano parallele in stazione, ma poi dopo la seconda guerra mondiale sono stati fatti dei lavori di allargamento del muraglione e quindi la ferrovia di Wochein confluiva con uno scambio, come si può qui vedere dal tracciato, nella ferrovia di Erpelle. Oggi lo scambio non c'è più, ma è rimasta la curva. La pendenza ora si attenua al 9 per 1000 e poi finalmente al chilometro 204-320 Wochein 1330 attuale siamo in orizzontale, al piazzale della stazione di Trieste Campomarzio Smistamento, l'antica Trieste Sant'Andrea Ranghir Bahnhof. Il treno entra a 30 km all'ora ed è interessante notare come qui la velocità aumenti un po' perché l'enorme peso dei vagoni sulla locomotiva dà una spinta ulteriore. Ed eccoci nel piazzale della stazione di smistamento.
Qui un tempo venne costruita la prima stazione statale delle ferrovie austriache a Trieste, che poi venne demolita e sostituita dalla nuova stazione viaggiatori più avanti, ma dalla stazione merci che vediamo davanti a noi nel piazzale Merci, stazione che è isolata dal vicino passeggio Sant'Andrea e si trova perciò in mezzo ai binari. L'antica Trieste Sant'Andrea Ranghir Bahnhof, oggi Trieste Campomarzio smistamento. Il treno merci 53456 conclude qui ora la sua corsa. In fondo vi è un unico segnale, che sarebbe un segnale di partenza, ma in questo caso è un segnale di arrivo, valido per tutti i binari. Questo segnale mostra permanentemente le luci rosse. Il treno si ferma perciò alla traversa limite del binario. Vediamo ora con un movimento di manovra di raggiungere dallo smistamento la stazione viaggiatori di Trieste Campomarzio. Questo movimento di manovra che comincia adesso è stato realizzato per un treno speciale viaggiatori, un'automotrice slovena che da Jesenice ha raggiunto Trieste Campomarzio, poiché il binario diretto, il binario 1C, il binario di corsa, cioè era interrotto, bisognava passare per lo smistamento. Ecco davanti a noi il segnale di arrivo, il segnale permanentemente al rosso. Poi ora, attraverso queste deviate, si esce dal piazzale dello smistamento e vediamo sull'estrema destra il binario attuale 1C, cioè il binario di corsa della ferrovia di Bochheim. Questo binario per un tempo era il binario di corsa affiancato alla ferrovia di Erpelle. Ora infatti, come vediamo, qui vi è stata una modifica. Ora invece siamo nella vecchia situazione. Il binario che esce dallo smistamento è perfettamente affiancato alla ferrovia di Bochheim. Questo quindi era un tempo il binario di corsa della ferrovia di Erpelle. Qui avevamo due binari di corsa affiancati. Si compie ora la curva a 100 gradi ed ecco apparire in fondo il grande edificio dell'abbandonata stazione di Trieste Campomarzio, l'antica Trieste Sant'Andrea, fino al 1923, quando il fascismo ne mutò il nome, dal nome del santo in un nome più guerriero. Il binario di corsa della ferrovia di Bochheim ci è accanto, noi arriviamo alla stazione sull'attuale terzo binario, l'antico binario di corsa della ferrovia della Val Rosandra, la ferrovia di Erpelle. La stazione oggi è occupata dal museo ferroviario, però questo binario, che è l'unico elettrificato, deve sempre rimanere libero per eventuali arrivi o partenze di treni speciali. La stazione aveva la grande tettoia metallica. Questa tettoia metallica venne demolita durante la Seconda Guerra Mondiale. Ed ecco il paraurti dove termina la ferrovia di Bochheim-Bochum. E terminava anche la ferrovia della Val Rosandra, 204 km e 762 metri da St. Veit an der Glan, 18 km e 801 metri da Erpelle. E invece 0,009 metri e 80 centimetri dal muro che vediamo davanti a noi. Questo muro è l'attuale chilometro zero delle linee in partenza da Campomarzio. L'automotrice slovena della serie 813-814, treno speciale per i 90 anni della ferrovia di Bochheim-Bochum a Trieste Campomarzio. Ed ora, con il medesimo movimento di manovra, ritorniamo nel piazzale dello smistamento. Ci si avvia dal terzo binario, antico binario di corsa della ferrovia di Erpelle. Il segnale meccanico a due ali che vediamo sulla destra, di tipo austro-ungarico, è un segnale posticcio che è stato montato unicamente
in senso museale per ripetere gli antichi segnali di un tempo. Invece il vero segnale di partenza delle ferrovie austro-ungariche si trovava più avanti qui, sulla destra in mezzo ai binari. Più avanti in fondo vi è anche il segnale di partenza luminoso FS, che trattandosi qui di movimenti di manovra è rosso. Questo segnale consente la partenza unicamente percorrendo questa deviata e poi il binario di corsa della ferrovia di Wohein-Bochum. Qui un tempo vi erano appunto le due linee affiancate. Ecco il segnale di partenza al rosso e poi vediamo sulla curva i due binari che nell'antica situazione erano per il binario di sinistra la ferrovia di Wohein-Bochum e per il binario che stiamo percorrendo la ferrovia di Erpelle. Nel prato che vediamo accanto a noi a destra vi era invece il binario a scartamento ridotto 760 mm della ferrovia Trieste-Buie-Parenzo, la famosa linea parenzana. In questo tratto della curva la situazione è ancora come un tempo, con i due binari affiancati. Poi però, mentre un tempo i due binari procedevano affiancati nel trincerone fra la stazione e il muraglione e accanto vi era anche il binario a scartamento ridotto della ferrovia parenzana, oggi la situazione è stata modificata. Soltanto il binario della ferrovia di Wohein-Bochum prosegue nel trincerone, mentre il nostro binario ci porta ora invece nel fascio merci dello smistamento. Si passa sotto la passerella che porta al punto Franco Nuovo, il grande porto che si trova sulla nostra destra. Vediamo l'edificio della stazione e poi ecco l'inizio del piazzale dello smistamento. Questo movimento di manovra, come si è detto, era necessario perché il binario effettivo di partenza, il binario di corsa, era interrotto per lavori in corso. Perciò in questo caso bisognava passare per forza attraverso il piazzale merci. Si è approfittato qui di questo movimento di manovra per mostrare anche questo tratto di piazzale fino alla stazione terminale. Vai giù qua, no? Qui poi l'automotrice prendeva un binario che diventava l'effettivo binario di partenza, perché poi in fondo vi è il segnale di partenza. All'altezza del fabbricato merci l'automotrice si fermava per far scendere il manovratore pilota e poi proseguiva sul binario di partenza fino al segnale in fondo. Si conclude qui ora questo filmato relativo a questo passaggio fra lo smistamento e la stazione viaggiatori. Ora dalla stazione di Trieste Campo Marzio Smistamento, attraverso la linea alta, raggiungiamo Trieste Servola e poi Trieste Aquilinea. Il treno merci 53885, trainato dalla locomotiva E636-069, è pronto a partire da Trieste Campo Marzio Smistamento per Aquilinea. Il treno si avvia e ha già ricevuto anche foglio di corsa e prescrizioni. L'altoparlante ci è dato l'ordine di partenza, anche se a dire il vero, essendo qui un unico segnale di partenza per più binari, bisognerebbe, da parte del dirigente movimento, mostrare la paletta di comando. Ma nella pratica si fa così.
I fasci di binari dello smistamento sono divisi in due gruppi e ogni gruppo ha un proprio segnale di partenza. Ecco il nostro segnale di partenza, che mostra la luce verde. Sotto vi è il triangolo della velocità 30 sugli scambi estremi e l'indicatore di direzione acceso con il numero 3. Direzione Trieste-Servola. Vediamo davanti a noi la rampa della ferrovia di Wokheim-Bochum che si innalza al 25 per 1000. Durante i lavori di costruzione della linea che ora percorreremo, dal 1942 al 1950, questa linea venne deviata su e perciò venne attivato il bivio San Giacomo. Poi le due linee vennero qui. La linea alta, questa che stiamo percorrendo, è accanto alla linea bassa. E poi con la nuova circonvallazione del 1982 vi è stata ancora una modifica, non più due binari semplici, ma il doppio binario della circonvallazione e questo binario comune anche alle linee alta e bassa. Entriamo ora nella galleria artificiale dei Campi Elisi di 348 metri. Al termine di questa galleria artificiale si trovano gli scambi estremi San Marco. Questi scambi non riguardano l'altro binario accanto, che è il doppio binario della ferrovia di circonvallazione, ma soltanto il binario che stiamo percorrendo, che quindi in questo percorso è comune a tre itinerari, la linea di circonvallazione e le linee alta e bassa. Ecco il primo scambio San Marco, dove si staccano le linee alta e bassa e poi la divisione fra la linea alta e la linea bassa. Ora la linea bassa scende al 25 per 1000 al livello stradale, al chilometro 1+639 dallo zero dello smistamento. Inizia qui ora invece un tratto in rilevato lungo 1556 metri, mentre le tavole di orientamento ci indicano il segnale di protezione dello scambio estremo Cantieri. Un ponte in ferro di 42 metri. Un altro ponte in ferro di 42 metri. Poi vi è il segnale verde che ci dà via libera, con avviso di via libera. Vediamo in basso il binario della linea bassa. Al chilometro 2+393 lo scambio estremo Cantieri, innesto del raccordo dalla ferrovia di circonvallazione. Poi vi è un viadotto lungo 397 metri. Siamo alti sopra la via d'Alviano. Un altro ponte di 42 metri sull'uscita dello scalo Legnami. E poi un viadotto di 73 metri, mentre vediamo in basso la stazione di Trieste Scalo Legnami, chilometro 2+393 dallo smistamento. Si continua sul rilevato e poi vi è ancora un viadotto lungo 210 metri. Ora la linea bassa riprende a salire al 25 per 1000 per ritornare alla nostra quota. Questa divisione fra le due linee risale, come si è detto prima, al 1950. Siamo ormai praticamente alla fine di questo rilevato lungo 1556 metri. Le tavole di orientamento ci annunciano il segnale di protezione di Servola, verde via libera con avviso di via libera per il transito. Spesso in questi filmati le luci si vedono male. Ora le due linee si affiancano come due binari unici nella galleria di Servola di 212 metri. La stazione di Trieste Servola, chilometro 3+796,
è al servizio della vicina ferriera che venne costruita dalla società mineraria della Carniola ai tempi della ferrovia di Wochain come dipendenza delle ferriere di Jesenice. Ecco il fabbricato della stazione, qui passava anche il trenino di Parenzo. E poi sulla destra abbiamo qui il binario che porta all'antica stazione di San Sabba, che oggi non è più stazione ma è stata ridotta a semplice dipendenza della stazione di Servola. Vediamo il binario che scende al 25 per 1000. Dopo la curva il segnale di partenza di Servola con la sua luce verde ci dà via libera. Inizia qui ora un altro rilevato lungo 385 metri con 5 ponti di 5, 2, 6, 7 e 4 metri. E qui ora si affiancava sulla destra il raccordo del 1950 che proveniva dalla stazione di San Sabba. E qui vi era il bivio scambio estremo di Trieste-Servola, che è stato poi con l'attivazione della circonvallazione del 1982 soppresso. Ed ecco ora il segnale di avviso della stazione di Aquilinea. Luce gialla, avviso di via impedita. Vediamo sulla sinistra la rampa dove un tempo passava il trenino di Parenzo e poi la successiva linea che portava all'antica stazione di Aquilinea, denominata in origine Trieste-Zaule. Questa salita e discesa è stata eliminata dalla galleria del Monte San Pantaleone di 717 metri. In fondo all'uscita della galleria, nel filmato non si vede ma nella realtà si vede bene, il segnale di protezione di Aquilinea mostra luce gialla e quindi è entrata con velocità 30. Come si esce ora dal tunnel si vede a sinistra il segnale. Si passa sotto la teleferica dell'Italsider e si entra nel piazzale della stazione di Trieste Aquilinea, dove il merci 53885 termina la sua corsa. La stazione di Trieste Aquilinea è nascosta da questi alberi. È il chilometro 7 più 120 da Campo Marzio, smistamento. Vediamo ora, mediante un movimento di manovra, di vedere più a fondo la stazione di Aquilinea. La prima stazione della zona, Trieste-Zaule, poi l'antica Trieste Aquilinea, si trovava sulla nostra destra. Il binario uscito dal tunnel del San Pantaleone girava verso destra. Questa linea è oggi un raccordo industriale. Questa stazione è tutta collegata alla zona industriale e portuale con raccordi industriali. E quindi dal punto di vista
del servizio merci è una delle principali stazioni di Trieste. Vediamo sulla destra un binario che si allontana a semicerchio. Quella era l'antica linea. E poi, 500 metri più avanti, vi era l'antica stazione di Zaule, poi Aquilinea. Siamo ora quasi alla fine del piazzale. In fondo, per i treni in arrivo, vi è un segnale ad ala semaforica di tipo FS, sempre bloccato in posizione di via impedita. Il fascio di binari finisce al chilometro 7+394 da Campo Marzio. La linea però prosegue ancora come raccordo privato della fabbrica Grandi Motori per ancora 3 chilometri fino allo stabilimento. Sempre con un movimento di manovra torniamo ora fino al fabbricato della stazione. La stazione di Trieste Aquilinea si trova nel cuore della zona industriale e il nome viene dall'antica raffineria dell'Aquila che si trovava un chilometro più avanti, pure raccordata con la ferrovia, raffineria che oggi è stata chiusa. Questa zona, come si è detto in passato, si chiamava la zona di Zaule. Anche la piccola cittadina che si è sviluppata attorno alla raffineria e che non fa più parte di Trieste perché appartiene al comune di Muggia si chiama infatti Aquilinea. Siamo così ora ritornati all'altezza del fabbricato della stazione. Vediamo davanti a noi, poco più in alto, la teleferica che da una cava sull'altipiano raggiunge lo stabilimento dell'Italsider. Vediamo invece sulla sinistra macchine di manovra diesel private in funzione sui vari raccordi della stazione. Attraverso questi raccordi è possibile arrivare a San Sabba e quindi di nuovo a Servola. Dalla stazione di Trieste Aquilinea ritorniamo ora attraverso Trieste Servola e la linea alta alla stazione di Trieste Campo Marzio Smistamento. La teleferica dell'Italsider. Di nuovo la stazione di Aquilinea dietro gli alberi. Ed ora il ritorno a Trieste Campo Marzio Smistamento con il treno merci 53886, trainato dalla locomotiva E652 016.
ha detto voleva venire qua. Ma sì, ma È libera, c'è, l'ha fatta via, sì, a farlo preso poi. Oh, tieni qua, fai... Il dirigente movimento dà l'ordine di partenza e il treno si avvia. Anche il segnale di partenza di Aquilinea dovrebbe avere il triangolo della velocità 30, ma non ce l'ha. Comunque è pacifico che il treno deve uscire a 30 km all'ora sulle deviate. A differenza del senso contrario, dove avevamo un avviso indipendente, qui il segnale di partenza fa anche da avviso alla stazione di Servola. In questo caso luce gialla, via libera con avviso di via impedita. In entrare e in uscire. Dammi la stazione come... Ecco il picchetto limite di manovra, il palo bianco e nero a strisce della stazione di Aquilinea. E poi dopo il portale, il primo portale, l'altro portale è indicato dai segni bianco-neri sul portale della galleria. Si entra così nella galleria del Monte San Pantaleone di 717 metri. Come si è già detto nel viaggio dell'andata, la prima linea che raggiungeva Zaule Aquilinea seguiva l'antico percorso del soppresso trenino di Parenzo e quindi saliva sul Monte San Pantaleone al 25 per 1000 e poi ridiscendeva sempre al 25 per 1000. Con l'attivazione di questa linea alta del 1950 il percorso fra Campomarzio e Aquilinea è praticamente tutto pianeggiante. Ed ecco l'uscita in curva della galleria del Monte San Pantaleone. Subito dopo vediamo sulla destra la rampa discendente dove passava il trenino di Parenzo e poi l'antica linea che collegava Servola con Aquilinea. Ecco la rampa e poi ci appare il segnale di protezione di Servola, verde via libera con avviso di via libera. Come si è detto spesso in questi filmati le luci si vedono male, ma nella realtà si vede tutto bene. Dopo il segnale vi era l'antico scambio del binario che portava giù alla stazione di San Sabba. Questo raccordo è stato usato pochissimo e poi è stato soppresso con l'attivazione della linea di circonvallazione del 1982. Anche lo scambio è stato tolto, ma poco più avanti il binario esiste ancora. Inizia qui ora un rilevato di 385 metri con 5 ponti di 4, 7, 6, 2 e 5 metri sopra le varie vie. Vediamo a sinistra il binario abbandonato che scende al 25 per 1000 verso San Sabba. Ed ecco il piazzale della stazione di Servola, mentre da sinistra sale il binario al 25 per 1000 che proviene da San Sabba.
Fino a quando esisteva questo triangolo, San Sabba era stazione autonoma. Poi, dopo l'eliminazione di questo triangolo ferroviario, San Sabba è diventata una semplice dipendenza come scalo di manovra di Trieste Servola. Davanti a noi gli stabilimenti dell'Italsider, la famosa ferriera di Servola, che era nata come dipendenza delle miniere di Jesenice della società mineraria della Carniola ai tempi della costruzione della ferrovia di Bocain-Bofoli. Vediamo anche una macchina privata di manovra. I carri vengono portati qui e poi la macchina della ferriera li porta dentro nel recinto. Ecco qui lo scambio della congiunzione con la linea che viene su da San Sabba. In fondo vediamo il segnale di partenza, anche qui si vede male, ma vi è luce gialla, via libera con avviso di via impedita e l'indicatore di direzione con il numero 2. Ed ecco il fabbricato della stazione di Servola. Qui un tempo, come si è detto, passava anche il binario a scartamento ridotto della Parenzana, che attraverso la linea bassa, con 4 binari, doppio scartamento, raggiungeva Campomarzio. L'indicatore di direzione con il numero 1 ci porta sulla linea bassa verso lo scalo Legnami, con il numero 2 invece ci porta verso Campomarzio sulla linea alta. Ora abbiamo 2 binari unici affiancati nella galleria di Servola di 212 metri. All'uscita della galleria, la linea bassa scende al 25 per 1000 verso Trieste Scalo Legnami, mentre la linea alta comincia un rilevato interrotto da ponti e viadotti, un rilevato lungo in tutto 1556 metri. Vediamo la linea bassa che va giù. E poi vediamo il primo viadotto lungo 210 metri. La linea ora gira intorno a quel grande edificio denominato la Casa dell'Emigrante che vediamo apparire sulla sinistra. In basso sempre la linea bassa che arriva al piazzale di Trieste Scalo Legnami. L'edificio della stazione di Trieste Scalo Legnami ha la progressiva 2+607 dallo smistamento. Anche questa non è oggi stazione, ma è una dipendenza di Servola. Eccola qui davanti a noi. Poi tavole di orientamento ci annunciano il segnale di protezione esterno di Campomarzio. Vediamo ora il secondo viadotto lungo 73 metri. Poi vi è il segnale che con la luce gialla ci dà via libera con avviso di via impedita e indicatore di direzione numero 1. Direzione smistamento. Si passa alti sopra via Dalviano, mentre con un ponte di 42 metri si passa sopra l'uscita dallo scalo Legnami. Come si vede, questa mania di aprire i segnali sempre in ritardo con questi continui gialli impone al treno un'andatura molto bassa. Ed ecco il primo scambio, lo scambio estremo cantieri di Campomarzio, dove si stacca il raccordo che porta all'interno del tunnel di circonvallazione sulla linea di circonvallazione. In basso vediamo sempre a sinistra la linea bassa.
Inizia ora un viadotto di 397 metri. In alto vediamo la superstrada portuale. Poi ecco due ponti metallici, entrambi di 42 metri. Le tavole di orientamento ci annunciano ora il secondo segnale di protezione di Trieste Campomarzio, quello che protegge lo smistamento e anche gli arrivi alla stazione viaggiatori. Poi solo per gli arrivi alla stazione viaggiatori vi è un terzo segnale interno di protezione. Quando finalmente si vede il segnale rosso-giallo, via libera a 30 e avviso di via impedita. Possiamo perciò avanzare. Quanti penso 40? E ancora ne andiamo da... Questo segnale protegge gli scambi estremi San Marco. Al chilometro 1+639 dallo smistamento. Ora abbiamo la congiunzione prima della linea bassa con la linea alta e poi di entrambe con uno dei due binari della linea di circonvallazione. Mentre un tempo qui le due linee entravano separate nella galleria artificiale dei Campi Elisi e restavano separate fino in stazione. Oggi invece nella galleria abbiamo il doppio binario della linea di circonvallazione. Ecco, le due linee si sono riunite ed ora confluiscono nel binario della circonvallazione. Siamo nel tunnel artificiale dei Campi Elisi di 348 metri. Ed eccoci ora nel trincerone dei Campi Elisi, a sinistra un'asta di manovra, a destra invece scende al 25 per 1000 la rampa della ferrovia di Wochein-Boching della relazione transalpina. Si entra così nel piazzale di Trieste Campomarzio Smistamento, sopra il ponte abbandonato dell'antica ferrovia cremagliera della fabbrica macchine e poi il ponte di accesso al molo settimo. Vediamo sotto il muraglione allontanarsi il binario 1C, l'attuale binario di corsa della ferrovia di Wochein-Boching, mentre il nostro merci entra nel piazzale dello smistamento. Ed ecco apparire in fondo la stazione di Trieste Campomarzio Smistamento, l'antica Trieste Sant'Andrea Ranghir Bahnhof. Come si è già detto, in fondo vi è un segnale a luce rossa fissa che è il segnale di arrivo per tutti i binari. Perciò in questo caso di segnale comune a più binari il treno si ferma alla traversa limite del binario di arrivo. E così il treno merci 53886 termina la propria corsa nel piazzale di Trieste Campomarzio Smistamento. No, ha fatto mattina.
Ed ecco in fondo il segnale a luce rossa fissa, valido per tutti i binari. Ora dalla stazione di Trieste Campomarzio Smistamento, attraverso la nuova linea di circonvallazione, raggiungiamo la stazione merci di Trieste Centrale Scalo. Il treno merci 53556, trainato dalla locomotiva E636-087, è pronto a partire da Trieste Campomarzio Smistamento per Trieste Centrale Scalo. Siamo nel fascio merci lato mare, quello cioè comandato dal secondo segnale di partenza. Il treno, che ha già ricevuto le prescrizioni e il foglio di corsa, si avvia. Il segnale si è disposto a via libera, verde, via libera con avviso di via libera, sotto vi è il triangolo della velocità 30 e l'indicatore di direzione numero 2, direzione circonvallazione. Davanti a noi si innalza la linea di Bochain-Bochin nella rampa al 25 per 1000. Noi entriamo nel trincerone dei Campi Elisi, dove un tempo vi erano la linea alta e la linea bassa affiancate, ed ora invece il doppio binario della linea di circonvallazione, comune sul binario alla nostra destra anche alla linea alta e bassa. Ci si avvia verso la galleria artificiale dei Campi Elisi di 348 metri. All'uscita della galleria, il gruppo Scambi San Marco si trova sull'altro binario. Si diramano qui le linee alta e bassa, mentre per il nostro binario non vi sono scambi. Possiamo prendere la velocità di linea. Il treno aumenta la velocità a 80 km l'ora. Ed ecco l'imbocco della grande galleria di circonvallazione, lunga 5.615 metri. Questo primo tratto è artificiale, poi inizia il vero tunnel, ed ecco il secondo segnale di partenza di Trieste Campomarzio, che protegge il gruppo Scambi San Giacomo. E questo è il vero segnale di partenza, verde via libera con avviso di via libera. Al gruppo Scambi San Giacomo si innesta il tratto a binario unico che consente ai treni di provenire direttamente da Trieste Servola, dallo scambio estremo Cantieri. Poi la galleria prende a girare sotto Trieste. Ad un certo punto la galleria passa sotto Piazza Volontari Giuliani, vi è un'uscita sulla sinistra. Da anni si parla di fare una metropolitana, ma non si è ancora concluso niente. Ecco intanto le tavole di orientamento del blocco automatico 5, verde via libera con avviso di via libera. Ed ecco l'uscita a sinistra per Piazza Volontari Giuliani.
avviciniamo ora al grande rettilineo centrale della galleria. Il segnale di blocco BA3, giallo-verde lampeggiante, via libera con avviso di via libera a 60 km all'ora, preceduto da tavole di orientamento con la riga gialla. E questo infatti il segnale d'avviso di Trieste Centrale. Ecco il grande rettilineo, a metà del quale però vi è stato un errore costruttivo, per cui non è perfettamente diritto, ma vi è una piccola S. In fondo si comincia a intravedere un segnale rosso. È il segnale dell'altro binario, la linea infatti è banalizzata, blocco automatico a correnti fisse banalizzato. I costruttori hanno montato questi segnali male. Come si vede, il segnale dell'altro binario, cioè del binario di destra, è visibile da lontano, invece il segnale che ci riguarda è visibile soltanto da vicino. Ed è questo in vero il segnale più importante per i treni, che percorrono normalmente il binario di sinistra. Ecco le tavole di orientamento del segnale di protezione esterno di Trieste Centrale. Rosso-giallo, velocità 60 e avviso di vie impedite, sotto l'indicatore di direzione numero 1. Siamo ora sotto Roiano, sulla destra vi è un'uscita che porta in via Morelli. Ci avviciniamo ora al gruppo Scambi Roiano, dove si stacca il tratto a binario unico che ci porta ora verso Trieste Centrale, mentre la galleria prosegue a doppio binario verso Bivio Aurisina, con l'innesto agli Scambi Barcola sulla linea principale. Ed ecco ora il camerone del bivio di Roiano. Abbandoniamo la galleria principale ed entriamo nella galleria del raccordo, lunga 480 metri a semplice binario. Ora dobbiamo aspettarci il rosso. Bisogna perciò frenare. Siamo in discesa del 14 per 1000. Qui si possono notare due cose negative. La mancanza di un ripetitore dei segnali in linea, cosa che invece nelle ferrovie europee è normale e che nelle FS manca, e l'intempestiva apertura dei segnali da parte del dirigente movimento di Trieste Centrale. E questa è una prassi abbastanza usuale, ma qui, in una galleria stretta, in discesa al 14 per 1000 e con un segnale la cui visibilità è minima al di sotto di quella regolamentare, siamo sui 40-50 metri di visibilità, è chiaro che far frenare un treno merci in discesa in queste condizioni, praticamente senza sapere cosa c'è davanti, sarebbe una cosa da evitare. Il treno deve procedere praticamente a passo d'uomo e il macchinista deve regolarsi con la frenatura nel migliore dei modi possibili fino a quando è possibile finalmente vedere il segnale. Il segnale è stato posto sulla destra invece che a sinistra per poter essere visibile ancora un po' più da lontano. E finalmente col segnale rosso su giallo, velocità 30, avviso di vie impedite, indicatore di direzione sotto con il numero 2, direzione Trieste Centrale Scalo. Il treno evita così la fermata ed esce dalla galleria del raccordo al gruppo Scambi di Gretta. Ed ecco la linea Trieste Centrale Villa Opicina. Poi si passa il ponte sopra il viale Miramare di 30 metri e poi vi è subito la deviata che ci porta alla stazione di Trieste Centrale Scalo.
La stazione merci di Trieste Centrale Scalo è in realtà una dipendenza di Trieste Centrale. Questi arrivi oppure partenze sono comandati dalla cabina CEI di Trieste Centrale. Dietro il muro sulla destra vi è il binario d'uscita di Barcola Smistamento. Ed ecco davanti a noi l'ufficio movimento di Trieste Centrale Scalo. Il nostro treno entra ora sul piazzale dello Scalo. Oggi la stazione dello Scalo è stata molto declassata dopo l'apertura di Campomarzio e della galleria di circonvallazione. Un tempo era la principale stazione merci per le partenze da Trieste. In certi periodi della giornata è anche chiusa. Come si vede anche da questo filmato, il piazzale non è molto affollato. In fondo vi è un segnale ad ala semaforica fisso che dà la via impedita. Vale per tutti i binari, perciò anche in questo caso il macchinista deve regolarsi con la traversa limite del binario di arrivo. Il treno merci 53556 conclude così il proprio breve viaggio da Campomarzio Smistamento a Trieste Centrale Scalo. In fondo vediamo il posto deviatori 8 e poi a destra di questo il segnale ad ala semaforica fissa di tipo FS che dà la via impedita. Il segnale visto da vicino. E questo in pratica è un segnale di partenza, anche se in casi come questo è semplicemente un segnale di arrivo. Ora la locomotiva compie il movimento di manovra per ritornare verso l'ufficio movimento. Vediamo la parte finale della stazione di Trieste Centrale Scalo. E vediamo ora davanti a noi quest'ultimo deviatoio. A sinistra il tronchino finale, a destra invece un binario chiuso da un cancello. E questa è la linea delle rive. Da qui partivano le tradotte che lungo le rive a Passo d'Uomo raggiungevano un tempo Campomarzio Smistamento. Ha bisogno di... Abbiamo cambiato ora il banco della locomotiva. Per un binario libero si ritorna indietro all'ufficio movimento. Davanti a noi in alto vediamo il Monte Radio Terstenico. Questo invece dietro le vetture è l'edificio della squadra Rialto. E poi si vede subito dopo, dall'altra parte del piazzale, il deposito locomotive. In alto, soprattutto, domina la chiesa di Monte Grisa. Davanti a noi la collina di Gretta. Li mettiamo di qua o dietro? Vanno bene di qua o di là.
La locomotiva si arresta per il recupero del segnale di coda. Infine, recuperato il segnale di coda, si porta avanti a concludere la manovra alla traversa limite di questo binario. Intanto la manovra dello scalo è impegnata con una serie di manovre a spinta. Pietro, qui devo scrivere la locomotiva utilizzata. No. Ora dalla stazione dello scalo ritorniamo indietro nuovamente lungo la linea di circonvallazione alla stazione merci di Campomarzio Smistamento. Il treno merci 53555, trainato dalla locomotiva E636-027 e con una seconda locomotiva di rimando, parte ora da Trieste Centrale Scalo verso Trieste Campomarzio Smistamento. Il segnale di partenza è disposto al verde, che si vede male, sotto vi è il triangolo della velocità 30 fino agli scambi estremi, indicatore di direzione numero 2, direzione galleria di circonvallazione. Il treno si avvia dallo scalo. Come si ricorderà, quando nel 1887 venne aperta la linea delle rive dalle ferrovie imperiali, la stazione terminale era lo scalo di Barcola Smistamento. Vediamo qui a sinistra il binario che porta oltre il cancello all'attuale fascio merci di Barcola, dipendenza di Trieste Centrale. All'epoca invece Barcola era la stazione delle ferrovie dello Stato, mentre l'attuale stazione centrale con lo scalo era la stazione della società Sidban. Ecco ora le deviate d'uscita dallo scalo e l'innesto sulla linea verso Bivio Aurisina. Il treno si innesta ora sulla linea principale, ne percorre un brevissimo tratto sopra il ponte del viale Miramare lungo 30 metri, la tabella di velocità si riferisce alla linea principale, e poi ecco il gruppo Scambi Gretta che ci porta all'interno della galleria del raccordo, lunga 480 metri, a semplice binario, che poi si innesta nella galleria di circonvallazione. Qui la pendenza è del 14 per 1000 in salita.